Luca Zaia, 47 anni, veneto, sposato, senza figli, laurea in veterinaria nel 98, è il più giovane presidente di provincia, vicepresidente della Regione Veneto dal 2005 al 2008, poi ministro dell'agricoltura del quarto governo Berlusconi dall'aprile 2010 e presidente della Regione Veneta. Oggi, secondo la classifica del Sole 24 Ore, è il più gradito tra i presidenti delle regioni italiane. La sanità è il suo fiore all'occhiello. Adesso la sua ultima battaglia è il referendum sull'autonomia del Veneto. Senta, ma intanto, Presidente Zaia, l'ha vista la Raggi da Mentana? Sì. E che cosa ha pensato? Penso che ci sono sempre un sacco di scuse e varrebbe la pena forse di dire la verità. Ma, cioè? Cioè che quando tu fai un sacco di proclami poi devi anche dimostrare di essere coerente. Ma le sorprende quello che sta capitando alla Raggi? Assolutamente no. Perché? Era già tutto scritto. Cioè? Se tu dici che devi fare la rivoluzione e poi non la fai, vuol dire che sei un incapace e non ce la fai, no? Ma è vittima di un'aggressione mediatica oppure no, secondo lei? Guardi, quando tocca a noi è tutto corretto, quando tocca a loro l'aggressione mediatica. Benvenuti. Benvenuti nel clan. Ma c'è un'analogia tra la Lega di Roma ladrona, quella dell'inizio, e onestà dei 5 Stelle? C'è qualcosa che vi assomiglia? Le risponderei mi faccia un piacere, ma guardi, io penso che ci sia invece molta diversità. Sì. Ai proclami noi abbiamo fatto seguire i fatti. Dopo un bel po'. Ci siamo attrezzati ma non siamo finiti nei casini, questo è bene dirlo. Ecco, ma voi che cosa avevate che loro non hanno? Avevamo una leadership, una struttura ben definita e non eravamo un insieme di molte idee che spesso non collimano tra loro. Cioè avevate Bossi? Bossi che è stato il fondatore, l'ideatore, colui che era il nostro vate. Insomma, no? E in fondo a protestare sono tutti capaci, anche voi eravate bravissimi, poi governare è un'altra cosa. Giudicare la partita dalla tribuna è sempre facile, il bordo campo è diverso. Più difficile giocare. Senta, ma ci vuole una classe dirigente che non si può improvvisare, questo poi è il succo del problema. Direi una classe dirigente coerente, non è che serve essere diciamo di mestiere, ma quando sei coerente con le tue idee. Ma perché lei ha qualcosa contro i politici di professione? Assolutamente sì. Lei non è un politico di professione? No, non mi ritengo un politico di professione, fra l'altro sono anche un fatalista, quindi non rincorro le cariche. Senta, Presidente, lei vuole fare un referendum per l'autonomia del Veneto, ma intanto li avete restituiti i soldi per il referendum del 2015 che volevate fare uguale? Sì, guardi, questa è una manfrina, erano un centinaio, circa 100.000 euro raccolti in maniera volontaria, li stiamo restituendo perché si deve mettere nei panni che stiamo restituendo cifre da 15, 20 euro, 12 euro, insomma è più laborioso restituirli che raccoglierli. Insomma erano 1363 le persone che vi hanno dato i soldi. Faccia lei per un centinaio è andata male però, abbastanza un bel flop. Però è stata una bella chiamata di popolo. Dobbiamo anche dire che il governo... 1300 persone su 5 milioni. Ma i veneti comunque, se ci fosse stato il referendum, sarebbero andati a votare. Purtroppo Renzi ci ha impugnato. Adesso lo vediamo, senta. Perché ci riprova? Perché adesso è convinto di vincere, sarà straordinario questo qua. No, perché noi avevamo fatto 2 leggi referendarie, una per l'indipendenza e una per l'autonomia. E la Corte Costituzionale ci ha bocciato l'indipendenza, ma ci ha lasciato l'autonomia. Ecco, ma se il suo referendum sull'autonomia finisse come il referendum di Renzi, lei si dimette? No, guardi, questo è il referendum dei Veneti, io non ho mai voluto intestarmi questo referendum. Ma lei è contrario? No, io sono per il sì e le posso garantire che passerà il sì. Però allora... dire che ti intesti il referendum vuol dire politicizzare il referendum. Cioè la sciocchezza che ha fatto Renzi è quella? Sì, anche se quello era un altro referendum. I Veneti dicono padroni a casa nostra, padroni a casa nostra, ed è giusto che quel giorno sia il loro giorno. Ma lei ha votato sì o no a quello di Renzi? No, ovvio. No, ovvio no, non lo so. Glielo chiedo perché no? Ma guardi, basti pensare che proponeva la riduzione delle competenze da 19 a 6 delle regioni, il che fa capire la visione centralista che io non condivido. Ma secondo lei le regioni invece sono un bene per l'Italia? Assolutamente sì, quelle virtuose. Quelle non virtuose un bel giro di vita avrebbero bisogno di avere. Qual è quella a cui darebbe il giro di vita più forte? La Sicilia? Inizierei dall'estremo sud, dalla Sicilia, 22.000 forestali contro i 400 del Veneto. E cosa farebbe? Manderebbe qualche manager del Veneto a sistemarla? Io mi sono già proposto, i miei manager della sanità sono disposto a metterli a disposizione gratis perché per noi è un investimento. Senta, lei per il Veneto parla di un modello di autonomia come quello dell'Alto Adige, se ho capito bene. Non è peccato. No, non è peccato, però volevo spiegare cos'era, cioè sono il 90% delle tasse raccolte che resterebbero sul territorio. Ecco, 20 miliardi. Con che impatto sul conto dello Stato? 20 miliardi? Sono 20 miliardi che è il nostro residuo fiscale, ma ci portiamo a casa competenze. Ma e quanto debito pubblico si accollerebbe?
La quota parte che è dedicata a noi. Noi abbiamo anche proposto di regionalizzare il debito pubblico. E quindi nessuna solidarietà per le regioni più deboli? No, noi ci siamo. Solidarietà e sussidiarietà nazionale la sottoscriviamo. Però vogliamo anche mani libere per poter lavorare liberamente e produrre PIL. Cioè lei sarà il primo caso di un presidente del Veneto e della Sicilia, insomma, diciamo. No, preferisco del Veneto. Ah, va bene. Senta, ma in qualche modo è una secessione quella del Veneto. La veda come vuole, però i padri del federalismo dicono che il federalismo è centripeto, unisce i paesi. Il centralismo è centrifugo. Questo paese è estremamente centralista. Senta, lei nella classifica del Sole, l'abbiamo detto, è il numero 1 tra i presidenti della regione. Perché secondo lei? Guardi, è un sondaggio, mi lasci dire questo. No, ma ci avrà una... Io spero che si sia apprezzata la mia coerenza, la nostra coerenza, il frutto del lavoro di una squadra. Quello che diciamo, facciamo, l'abbiamo visto con la sanità. Senta, ma qual è il successo di cui va più fiero? Questo della sanità? La sanità, siamo i primi in Italia per la sanità. Non i primi, siete fra le prime tre. Guardi, siamo i primi. Siete fra i primi tre. Nel benchmark fra le regioni mi sembra che siete fra i primi tre. Noi siamo regione benchmark, ma siamo i primi per tutti i parametri. Le dico solo che in Veneto si sono aperti gli ambulatori di notte, quindi i miei cittadini vanno a fare risonanza e TAC di notte. E quello è il successo di cui è più fiero come presidente? No, anche l'alta tecnologia, siamo i primi per trapianti, per donazioni. Ah, ma sempre nella sanità, diciamo, sì. Sì, parlavo della sanità, assolutamente sì. Senta, e la cosa che invece non è ancora riuscito a fare, che le dispiace molto perché ci terrebbe? L'autonomia. Vabbè, siamo sempre lì. Dice che non se la vuole intestare, poi se la intesta. L'autonomia è la madre di tutte le battaglie. Dice che non se la vuole intestare, poi se la intesta. Guardi, è un referendum invocato dai veneti da sempre, storicamente. Senta, perché si è messo a fare politica? Guardi, vuole la verità? Perché io sono sempre stato dalla parte di quelli che sono messi in coda. Ho sempre il pensiero delle revisioni, del piazzale delle revisioni, un padre meccanico, e stavamo lì ore e ore sotto la pioggia in fila ad aspettare il solito burocrate che ti dicesse venga avanti. E quindi la politica per andare avanti? È la politica per fare in modo che ci sia più umanità e ci sia più rispetto per il popolo, cosa che ancora oggi non c'è. E perché la Lega? La Lega perché è col popolo, è ovvio, no? Solo la Lega col popolo? Quando mi sono iscritto io, ed è stato il mio primo partito, assolutamente sì. Però la Lega c'hanno le cose verdi, le cravatte verdi, dimenticato tutto? Ma non era un'intervista questa? No, chiedo, infatti. Ma guardi, io il verde ce l'ho nel cuore, poi le dico che il verde non lo porto spesso perché è difficilissimo da abbinare con gli abiti, per cui è anche un problema di abbinamento. Ah, ecco, va bene. Senta, ma è vero che lei parla in italiano, lo sentiamo benissimo, che però pensa in veneto? Sì, come l'imprenditore Adriano, lo dico sempre. Come l'imprenditore Adriano che pensava, com'era? Com'è che faceva? Lui ha governato in latino ma pensava in greco? Governava in latino, poi pensava in greco, che è una bella definizione. Sì, e che cosa le piace di più del libro Le memorie di Adriano? Uno dei più bei libri, però Adriano dice anche un'altra cosa. Il vero luogo natio è dove l'uomo pone lo sguardo per la prima volta su se stesso. Potrebbe essere quasi lo slogan del referendum per il Veneto. Cioè, dove lo pone per la prima volta su se stesso, che non è detto che è dove è nato. Esatto. Senta, lei in Veneto governa con Forza Italia, però tra Salvini e Berlusconi fanno schiaffoni, i rapporti sono a zero. Sono ricucibili secondo lei? Noi governiamo bene in Veneto, penso assolutamente di sì, ma non deve essere una partita a caso. Sono ricucibili secondo lei? Secondo me sì, ma solo se si fa sulla base di un programma di governo. Senta, pur di votare subito, però Salvini sembra quasi preferire Renzi a Berlusconi. No, guardi, questo non accadrà. Posso però dire che... Però sembra, sembra forse a qualcuno, a noi no. Non ci andremo mai con Renzi. Però e com'è allora? Che noi vogliamo votare subito. È dal 12 novembre 2011 che questo Paese non ha di fatto un governo. Ma lei ci crede alle elezioni subito? Ci credo poco perché mi dicono che ci sono le pensioni di mezzo e quando ci sono le pensioni di mezzo la storia insegna che in Italia il Parlamento frena. Cioè basta quello secondo lei, sì? In questo Paese purtroppo sì. Senta, Bossi, che è il fondatore della Lega, rischia di non essere candidato da Salvini, così ha detto Salvini. Ma è possibile pensare a una Lega senza Bossi? Guardi, Bossi è il fondatore della Lega, non c'è dubbio. È stato colui che ha sempre indicato la via. Bossi è assolutamente al suo posto in Lega, il padre nobile di questo movimento, punto. Quindi e basta. Non ha senso pensare di non candidarlo? Ma Ha senso o no?
No, io penso di no. Penso però che Bossi, se non fosse candidato, è perché decide lui di non candidarsi. Ah, beh, è un altro discorso questo. Qui è Salvini che non lo vorrebbe. Molte delle intuizioni di Bossi in realtà si sono rivelate giuste nel tempo. Cosa resta di Bossi nella Lega di Salvini? Sembra poco. No, resta moltissimo, restiamo noi ad esempio, no? Che siamo tutti figli di scelte che Bossi ha fatto, però Bossi deve anche capire, lo dice uno che ha sempre detto quello che pensa a Bossi, che come si dice spesso, e ci diceva lui, i panni sporchi si lavano in casa, quindi se hai qualcosa da dire c'è un confronto da fare, lo si fa, però il casino non giova a nessuno. Senta, ma che cosa le piace di più di Salvini? Beh, che è assolutamente coerente, è battagliero e posso garantire, perché molti me lo chiedono spesso, quello che dice poi fa. E di meno invece? Ma di meno forse perché si stressa molto, io lo dico spesso, guarda che è lunga la partita, forse dedica troppo tempo, no? No, ma adesso mi sembra anche fidanzato, insomma mi sembra che anche la vita privata... Beh, quelli sono affari suoi. Appunto, no, dico, quindi il tempo... Io sto parlando della politica. Sì, naturalmente, ma se la riesce a immaginare lei un Bossi candidato da Berlusconi invece che dalla Lega? Contro la Lega? Contro non lo so, però candidato da Berlusconi. Bossi è leghista. Basta. Senta Presidente, adesso il suo motto, ha detto più volte, è prima il Veneto, quello di Salvini però invece è prima l'Italia, vanno bene tutti e due? Eh? Beh sì, guardi, a me non risulta che Salvini dica prima l'Italia, a me risulta che Salvini abbia detto prima gli italiani. Gli italiani, scusi, va bene. Lei dice prima i veneti, quindi... E quindi stiamo parlando di popolo, va bene, stiamo parlando della foresta che cresce e che non fa rumore. Allora prima gli italiani e prima i veneti vanno bene insieme, tutte e due le cose. Ma guardi, penso che sia un investimento difendere le istanze anche degli italiani. Ma diciamo così, in che ordine vanno bene, viva gli italiani? Prima il Veneto. Prima i veneti? Vabbè, questo sempre. No, sono il governatore del Veneto. Sì, no, volevo sapere. No, perché Salvini, che vuole diventare leader nazionale del nuovo centrodestra sovranista, come fa a chiedere i voti ai suoi veneti scissionisti, autonomisti? Ma guardi, il Veneto si sente parte integrante del progetto della Lega. Il Veneto oggi ha deciso di andare a referendum, lo farà sull'autonomia e tutte queste istanze verranno coniugate. Sì, qui... Mi sembra un po' democristiano come risposta. No, non è democristiana. Brillante ma democristiano. Pensi solo che la Lega Nord è una federazione di leghe regionali, basterebbe partire da lì. Senta, sì, però sovranista cosa vuol dire secondo lei? Beh, si riferisce Le piace sovranista? Le piace? Beh, sì o no? Tutti gli ismoist... Le piace o non le piace? Ci sono termini migliori, no? Va bene, per indicare la sovranità popolare. Ok, va bene. Senta, ma saranno le primarie a scegliere il leader del centro? Assolutamente sì. Assolutamente. Lei è escluso che si candidi? Certo, non mi candido. Assolutamente. Eppure Salvini però dice Zaia può fare tutto. Allora è possibile. Beh, che uno possa fare tutto... Se glielo chiedono tutti, lei lo deve fare. No, guardi, io ho una priorità che è l'autonomia del Veneto. Non basta lei. Se glielo chiedessero tutti i sovranisti, lei lo deve fare. Potrò anche decidere qualcosa, no? Ma mica molto in quei casi, no? No, si decide. Insomma, potrebbe trovarsi suo malgrado a fare il leader di un paese e voler contemporaneamente staccare il Veneto. Non accadrà. Non accadrà. Senta, a quanto le dà le elezioni a giugno? A zero mi pare di capire. No, non le do a zero. Le piacerebbe, ma non... Non le do a zero. Vedo però che Renzi è in grossa difficoltà con i suoi, per cui ho l'impressione che andare a sfiduciare a Gentiloni o comunque creare un incidente perché salti la partita sia sempre più difficile per lui. Senta, lei ha detto che sta scrivendo, l'ho letto, un libro sulla democrazia che parte da Aristotele, è vero? Beh sì, è un po' vero, sì. Un po' vero o vero? No, è vero, nel senso che non l'ho ancora scritto. Ma per dire cosa? Perché parte da Aristotele per dire cosa? Ma per dire che noi abbiamo sublimato la democrazia, che è la cosa più bella che ci sia. Sì. Però Aristotele diceva anche che è il male minore. Forse dovremmo ricalibrare il modello democratico. Perché una democrazia che possa governare, diciamo. La democrazia dei veti non funziona, l'abbiamo capito, no? Senta, la Meloni, qui domenica scorsa, mi ha detto che destra e sinistra non sono più le categorie utili per leggere la realtà di oggi. Lei è d'accordo? È una mia discepola. È una sua discepola, perfetto. E allora quali sono le categorie? Guardi, la casacca di destra e di sinistra non esiste più. Abbiamo avuto un Presidente del Consiglio, segretario di sinistra, che parlava a un elettorato moderato. La verità è che oggi la politica del futuro si fa sui programmi e sulla leadership. Ma meglio il ministro o il governatore per lei? Bella domanda.
Beh, sa, il ministro è il primario di un reparto iperspecialistico, sì. Il governatore è il primario del pronto soccorso. E lei cosa preferisce? Pronto soccorso. Va bene. Perché? Ma perché mi dà soddisfazione e vedo risolvere i problemi della mia gente. Beh, anche il primario specialistico salva un sacco di vite. Mi è piaciuta l'esperienza assolutamente alla grande del Ministero, però è altrettanto vero che sono andato in Regione non con la lacrima agli occhi. Senta, ma lei è d'accordo con Salvini per l'uscita dell'Italia dall'euro? Sì. Sì, ma come? Guardi, penso che l'uscita dovrà essere programmata e a fianco bisognerà parlare ai cittadini anche di riforme necessarie. L'uscita non può diventare un alibi per non fare le riforme. Questa è l'unica partita. Sì, però uscire dall'euro, per esempio Draghi ha fatto un conticino iniziale, dice costa 350 miliardi, solo il primo step. Avrei due cose da dire. Dica. Quanto ci è costato l'euro? Primo, e c'è una grande novità. Sì, Draghi... ma quello l'abbiamo già pagato, quello esatto. che ci è costato. Draghi poco tempo fa diceva che non si poteva uscire dall'euro. Il fatto che oggi faccia il conto vuol dire che si può. No, ok, ma 350 miliardi non è proprio niente. Lo andremo a spiegare agli inglesi. Va bene, spieghiamoglielo agli inglesi. Lei era per la Brexit? Certo. Naturale. Anche i super ricchi di Davos, però, hanno detto che oramai l'Europa è finita, non serve più a nessuno. Insomma, non la vuole più nessuno questa Europa, neanche i ricchi che ci hanno guadagnato. Guardi, le dirò che noi non siamo anti-europeisti, noi siamo europeisti, ma siamo contro questo modello di Europa. Sì, ma il modello di Europa che volete qual è? È un modello di Europa... al posto di questa Europa cosa volete? Ma l'Europa dei popoli, l'Europa delle regioni, l'Europa che abbia una dimensione, ad esempio la Federal Reserve d'Europa non esiste una dimensione politica, veda l'immigrazione, questo è quello che contestiamo. Sì, ma l'accordo che Gentiloni per esempio ha fatto sempre in tema di immigrazione col premier libico, un premier di un paese diviso in due, è un accordo che servirà in qualche modo a fermare i barconi, gli sbarchi o no? Guardi, questa maggioranza governa il paese da 5 anni, venire a parlare di accordo a pochi mesi dall'elezione fa sorridere. Vabbè, c'è un momento in cui si fanno le cose. Sì, prima si pensano, poi si fanno. Ci chiediamo perché hanno atteso 5 anni. Beh, questo hanno sbagliato, ma adesso questo accordo che ne facciamo? È buono o no? Guardi, io non so se sarà buono, so che bisogna fare in modo che si facciano i campi di prima accoglienza nei paesi del Nord Africa e in mare intercettare i migranti, portarli in quei campi, lì identificarli e da lì garantire il corridoio umanitario ai profughi veri. Ecco, ma il generale Haftar, però, che è quello che comanda veramente in Libia, l'accordo non l'ha fatto con noi, ma l'ha fatto con la Russia. Vuol dire che abbiamo scelto l'interlocutore sbagliato? Lo dovrebbe chiedere a Gentiloni, è stato ministro degli esteri. È grave se si è sbagliato. Senta, ma secondo lei come possono essere fermati gli arrivi dalla Libia? Un po' ha detto... però glielo ripeto volentieri, campi di prima accoglienza nei paesi del Nord Africa li abbiamo fatti anche in Afghanistan, quindi funzionano. Lì curare, rifocillare e identificare ovviamente i migranti e da lì garantire un corridoio umanitario per l'Europa. Senta, ma lei personalmente che cosa farebbe davanti a un barcone di naufraghi? Li porterei al campo di prima accoglienza, li identificherei, da lì garantirei il corridoio umanitario. Cioè, se li trova in mezzo al mare li riporta indietro? Certo, si salvano, si aiutano, ma dobbiamo garantire il corridoio umanitario ai profughi veri. Che è la cosa che farebbe come Presidente del Veneto, uguale. Certo. In Veneto, che è una regione che se non mi sbaglio dove più o meno 5 milioni di abitanti, certo. No? Ecco, ci sono 10.576 rifugiati, sono troppi? No, sono pochi perché ne abbiamo di più, ne abbiamo oltre 14.000. Ah, un numero sbagliato? Il problema sa qual è? Ne sono già arrivati 30.000, 14.000 sono presenti, 16.000 sono spariti. Ma dei 30.000 arrivati, 2/3 non sono profughi, vuol dire che abbiamo ospitato 20.000 persone che non scappavano dalla morte e dalla fame. Senta, ma ne accoglierà degli altri, visto che siete ricchissimi? Noi abbiamo già 517.000 migranti, l'11%. Vabbè, che lavorano ma non sono venuti con i voli dell'Alpitour. No. Sono venuti da profughi, negli anni nei quali l'Italia non si accorgeva. Ma intanto Trump in America ha bloccato per 6 mesi l'ingresso degli immigrati dai paesi islamici e sta rinforzando il muro con il Messico. Fa bene secondo lei? Secondo me sì, perché quantomeno è coerente. Inizia un'era nuova. Trump ovviamente pone fine alla globalizzazione, quindi pone questa questione che è la questione della fine della globalizzazione. Ma è un bene il fine della globalizzazione? Per certi aspetti sì. Quali? Beh, quelli ad esempio della sovranità dei confini, del rigore amministrativo, della pubblica sicurezza e di tutto quello che poi sono le politiche all'interno degli Stati. E per cosa no? Beh, no, ad esempio per gli scambi culturali, per tutto quello che...
anche gli scambi delle merci, perché Churchill diceva che le frontiere o si passano con le merci o si passano con gli eserciti. Sì, questo è vero che lo diceva Churchill, però è altrettanto vero che oggi si fanno anche i patti tra gli Stati. Il problema è che non si può sempre subire. Senta, ma la guerra al terrorismo si fa come l'ha impostata Trump, secondo lei? Guardi, Trump ha appena iniziato. Comunque abbiamo capito una cosa. Ma a lei piace Trump? A me piace Trump. Non firmo cambiali in bianco, No, però certo. mi piace. Però ho capito una cosa, che quando vincono gli altri bisogna stare zitti. Quando vinciamo noi è giusto riempire le quindi piazze. noi vuol dire Trump? No, vuol dire chi ha idee come Sì. quelle di Trump. Senta, Trump dice che il nemico numero 1 dell'Europa è la Germania, che non usa il suo surplus commerciale per rilanciare l'Europa. Ha ragione? Guardi, le risponderò con una battuta. Il nemico numero 1 dell'Europa rischierà di essere Trump, perché si accorderà con la Russia e quindi di mezzo ci sarà un'Europa che oggi è assolutamente rarefatta. Ma un accordo fra Trump e la Russia non potrebbe essere positivo per l'equilibrio complessivo del mondo? Beh, considerando che Obama ha aperto focolai in mezzo pianeta, assolutamente sì. Quindi Trump è più un pericolo o più un'opportunità per l'Europa, secondo lei? Se l'Europa dà un colpo di reni è un'opportunità, altrimenti diventa un grande pericolo. E le vede ste reni in Europa? Oggi no. Non le vede? Mancano i leader. Ma mancano i leader, ma soprattutto in Europa in mano ai burocrati. Senta, ma per l'economia del nord-est quanto hanno pesato le sanzioni alla Russia? Per il mio Veneto quasi 1 miliardo di euro all'anno. E vanno tolte subito? Dovevano essere tolte subito. Ma andrebbero tuttora? È vergognoso che ci siano le sanzioni. Ma si possono togliere unilateralmente? Mi chiedo cosa sta facendo il governo. Andrebbero tolte unilateralmente? Subito. Sì, subito. Senta, 8 anni di crisi economica, come hanno trasformato l'economia del Veneto? Abbiamo 175.000 disoccupati, siamo ancora la regione con minor disoccupazione, 6,6%, però è una regione che ha cambiato pelle da un punto di vista economico. Senta, ma le banche venete hanno fatto crack in un modo drammatico, lo sanno tutti, l'abbiamo visto. Voi le avete sempre difese, che cosa non avevate capito? Mi lasci dire che noi non eravamo lì a governare queste banche. Però le difendevate. Le difendevamo perche aiutavano i nostri cittadini, mica tanto, perché hanno fatto un crack spaventoso. Poi c'è stato il problema delle quotazioni, ma mi lasci anche dire che poi è accaduto, fatti simili sono accaduti anche in giro per l'Italia. No, ma io sto parlando del suo Veneto, stiamo parlando delle banche del Veneto, anche in giro per là, Banca Etruria, tante banche. MPS, certo, no, però stiamo parlando del suo in questo momento. Dico, chi le ha guidate per tanti anni, perché sono state guidate dalle stesse persone per tanti anni, non dovrebbe essere in galera? Guardi, le procure stanno indagando, lasciamo che i magistrati facciano il loro lavoro e io ho fiducia nei magistrati. Vabbè. Senta, e oltre a voi chi è che non ha sorvegliato? Noi non dovevamo sorvegliare. Beh, insomma, un po' dovevate accorgervene. Beh, guardi, non possiamo essere chiamati in causa quando non abbiamo nessuna competenza su Vabbè, senta. Me lo lasci dire? Io le lascio dire quello che vuole, ma chi è che non ha sorvegliato oltre voi? Beh, considerando che io sono azionista di entrambe le banche, un po' arrabbiato lo sono. Quanto ci ha rimesso? Beh, ci ho rimesso, ho 100 azioni in Popolare di Vicenza. Che fa? In quattrini? Ci ho rimesso 30.000 euro e 500 azioni in Veneto Banca. Mi chiedo dove era Banca d'Italia. Cioè colpa della Banca d'Italia? Guardi, noi abbiamo visto bilanci certificati. Secondo me sì, non ha vigilato. Non è tutta colpa di Banca d'Italia, ma Banca d'Italia aveva l'obbligo della vigilanza, c'è scritto. Senta, Presidente, di sé lei dice ho radici popolari e la solidarietà nel DNA. Dove si vede tutto questo nel suo Veneto, a parte la medicina, insomma, diciamo la sanità di cui ha parlato? Una persona ogni 5 in Veneto fa volontariato. Basterebbe dire questo dato per spiegare quanta solidarietà si fa. Senta, ma sulla solidarietà ai migranti il Papa è chiarissimo e anche durissimo. Lei è d'accordo col Papa? Sì, perché il Papa ha chiarito e ha detto aiutiamo i profughi. Che non vuole dire aiutiamo tutti gli immigrati. E le piace questo Papa? A me sì. No, glielo chiedo perché Salvini invece è andato a trovare il nemico del Papa l'altro giorno, il cardinale che ha scritto la lettera contro il Papa. Ma guardi, questo Papa, se mantiene alcune promesse che ha fatto, insomma impegni che si è preso, può segnare un grande cambiamento. Ovvio che anche per lui c'è una grande sfida. Senta, lei ha detto, tornando ai 5 Stelle, ai 5 Stelle do al massimo ancora 6 mesi. Perché? Ma guardi, io non ce l'ho con i 5 Stelle. No, ha detto, le chiedo perché Però l'ha detto. Mi rendo conto che se parlo con 10 esponenti del 5 Stelle diversi, ho 10 versioni diverse su un fatto amministrativo. E quindi non ce la possono fare se devono governare. Loro hanno il problema. Cioè la prova del governo che li frega. Esatto, è la storia della panchina e della tribuna. Senta, nel suo bilancio della regione, è l'ultima domanda, lei ha 300 milioni di surplus all'anno, vuol dire che amministra bene, ma per fare cosa?
Beh, per fare un sacco di iniziative, soprattutto sanità e sociale. Perché non li spende? Beh, li investiamo. Si fidi, li investiamo. Grazie Presidente Zaia.